Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io compro siciliano live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E buon inizio settimana a voi, buon lunedì 5 di ottobre, siamo pronti con grande forza ed energia per iniziare insieme questa bella settimana. Oggi l'appuntamento è un appuntamento molto, molto bello, molto importante perché iniziamo la settimana parlando di arte, parlando di cultura, perché ci collegheremo con la nostra specialissima ospite, ci attende a Cefalù, lei si chiama Rosalia Liberto, è veramente una figura molto particolare, una figura anche un po' polivalente direi, ricopre il ruolo importante come curatrice delle mostre alla Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù, il bellissimo museo, sapete, dove c'è in esposizione lo straordinario ritratto di uomo di Antonello da Messina, un'opera incredibile. Tra l'altro proprio nel 2017, grazie a degli studiosi, cioè si è arrivati a quella che era proprio la figura disegnata da Antonello da Messina. Ed ancora un'altra opera straordinaria all'interno del Museo Mandralisca di Cefalù, che è questo reperto, pensate, delle 380 a.C., che è poi detto il venditore di tonno, dove appunto si raffigura questo venditore di tonno con un compratore con in mano una moneta. Insomma, un appuntamento veramente molto bello perché tra l'altro oggi, proprio in questo lunedì 5 di ottobre, in mostra al Museo Mandralisca di Cefalù fino al 31 di gennaio 2021, una mostra di Domenico Pellegrino. Domenico Pellegrino è un particolare artista siciliano, conosciuto non solo in Sicilia, in Italia e nel mondo, perché ha fatto delle luminarie delle opere straordinarie. Avremo modo, tra l'altro, proprio domani di averlo ospite nel nostro live. Bene, signori, io vorrei iniziare come ogni mattina con i nostri consueti grazie. Grazie 255.885 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Una nuova settimana inizia con tanti appuntamenti importanti. Sapete, nel mese di ottobre abbiamo proprio la presentazione del piano industriale di Io compro siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. A proposito di questo vorrei proprio fare una nota, in questi giorni darò la data definitiva della conferenza stampa perché è possibile che si posticipi di qualche giorno visto la stampa internazionale che abbiamo presente, per cui stiamo cercando proprio di concordare la data migliore affinché siano presenti anche testate ed esattamente una proprio di New York e quindi vi faremo sapere in questi giorni. Bene signori, noi siamo pronti per iniziare. Vorrei ringraziare come sempre la regia e quindi Paolo Gatto e facciamo entrare la nostra ospite di oggi. Abbiamo con noi la dottoressa Rosalia Liberto. Buongiorno, ciao Buongiorno. Katiuska, buongiorno. Mi Buongiorno, sentite? Mi assolutamente sì. sentite? Sì, sì, Buongiorno. sentiamo. Vi do Buongiorno, il benvenuti. benvenuto benvenuti a voi qui a Cefalù. Io mi trovo in via Mandralisca, davanti appunto al magazzino dell'olio del palazzo, dove appunto inizia questo percorso, questo viaggio all'interno del nostro museo e della mostra di Domenico Pellegrino. Rosalia, Adesso lo apriremo così vi farò sbirciare già insomma, la prima opera e poi insomma parliamo anche di come è nata questa mostra e parliamo insomma di questo splendido evento che appunto, come già hai detto tu, apre le porte al pubblico proprio oggi. allora noi adesso Sì, faremo questo dimmi tutto. percorso
Faremo questo percorso insieme a te, insieme alla dottoressa Rosalia Liberto. Io mi sto prendendo licenza di dare a Rosalia del tu perché abbiamo avuto modo proprio questa estate, durante una manifestazione a Castelbuono, di conoscerci. Rosalia è un'artista anche lei. Assolutamente sì. E così come dicevo, Rosalia è una figura veramente polivalente. Oggi la vediamo appunto sotto la veste, lei è curatrice, fa parte proprio del consiglio di amministrazione della Fondazione Mandralisca di Cefalù, del museo, e cura appunto tutte le mostre. Oggi si apre questa dedicata a Domenico Pellegrino. Noi stiamo già intravedendo, Rosalia, alle tue spalle, le luminarie, Sì, perché mi poi fa le piacere opere... perché Sì. sì, adesso la facciamo accendere. Massimo ci aiuterà in questo. Passa perché c'è il nostro ok, perfetto. Si è accesa. Ecco. La vedete? La vediamo bene? Perfetto. Ecco, sono contenta. Come vi dicevo, questo è l'inizio appunto della mostra dal titolo Eracle, l'uomo, il mito, l'eroe. Domenico Pellegrino incontra l'Eracle con la cerva del Salinas al Mandralisca. E questa è la prima installazione luminosa che è sulla strada, quindi tutti i passanti possono appunto ammirarla. Ovviamente col buio ne godranno maggiormente perché capite anche che è tutto un lavoro appunto di luci e quindi e questo è Nereo. Adesso vi racconto un po' il concept della mostra. La mostra è nata in occasione dello scambio perché noi abbiamo come Fondazione Mandralisca siamo tra i prestatori. Mi sentite? Mi Benissimo. sentite? Sì, Bene. ok. Siamo e mi vedete anche, vero? Mi vedete? Intravediamo Sì, tutto a l'opera posto. dietro, però va bene, noi ascoltiamo con Ok, attenzione perfetto. quello che dici. Ok. Dunque, come vi dicevo appunto, siamo tra i prestatori come Museo Mandralisca del cratere del venditore di tonno per la mostra Terracqueo che si è aperta il 15 settembre a Palazzo dei Normanni a Palermo e abbiamo appunto prestato la nostra seconda opera più importante. In cambio, con un accordo con l'assessorato regionale dei beni culturali dell'entità siciliana, e colgo l'occasione di ringraziare l'assessore Samonà e la Federico II, abbiamo, grazie alla volontà della direttrice dottoressa Greg Salinas del Museo Archeologico di Palermo, abbiamo avuto appunto in cambio appunto il gruppo Bronzeo che raffigura Eracle con la cerva, che faceva parte del complesso, diciamo, la fontana, che si trovava all'interno del peristilio della via Sallustio a Pompei e che Borbone appunto portarono in Sicilia e da allora non è mai uscito da Salinas. Esce per la prima volta oggi, veramente grazie alla direttrice che ha voluto fortemente questo momento, perché quando un'opera esce fuori dal museo è sempre occasione comunque di scambio, di confronto, di crescita e soprattutto ha voluto fare anche questo omaggio al territorio che appunto ha un'opera unica che è appunto all'interno del museo. Domenico Pellegrino è stato invitato da noi del Consiglio d'amministrazione a ragionare sul tema di Eracle. Il gruppo Bronzeo del Salinas raffigura la terza fatica di Eracle, Eracle con la cerva. Invece Domenico Pellegrino ragiona su una delle fatiche, esattamente sull'11ª, e costruisce un percorso illuminante all'interno e luminoso attraverso ovviamente la sua cifra stilistica, no? Lui si distingue per questo, perché raffigura nelle sue opere la luminosità, le luci. Non dipinge, non usa i colori, però scolpisce. Queste sculture si illuminano, quindi ha ovviamente tutto un suo linguaggio assolutamente contemporaneo, che è anche sintesi di quello che siamo noi siciliani, quindi rappresenta la Sicilia attraverso le sue opere. Il progetto, dimmi tu, io continuo perché Sì, vado no, a noi ruota libera, ascoltiamo, Katiuska. tra l'altro Ascoltate, ok. Rosalia
Sì, no, volevo anche soffermarmi su Sì, questa dimmi. mostra. Abbiamo detto che inaugura oggi, sarà da voi al Museo Mandralisca di Cefalù fino al 31 Fino di al 31 gennaio. gennaio. Ma anche in Sì? questa mostra è Perfetto. contenuto da parte di Domenico Pellegrino, che sarà ospite domani nel nostro live. Sì, C'è anche un carattere assolutamente contemporaneo, no? Come tema legato a certo, questo. assolutamente. Sì, infatti io intanto voglio sottolineare il fatto che io sono la co-curatrice della mostra, perché insieme a me anche Andrea Dusio si è occupato appunto della curatela della mostra, e lui ovviamente segue Domenico già da molti anni artisticamente. Io ho curato la mostra più che altro ho curato l'aspetto di come Domenico entra nel museo, un museo che il Museo Mandralisca ha una collezione che arriva all'800, quindi di contemporaneo noi non abbiamo nulla, però insieme al comitato scientifico, alla dottoressa Greco del Salinas, alla dottoressa Bruno, alla dottoressa Laura Gattuso, vicepresidente della fondazione, che ringrazio perché abbiamo proprio messo su uno staff, un comitato scientifico, perché questa mostra doveva avere dei riferimenti storico-artistici. E dunque è stata una scommessa, Katiuska, inserire qualcosa di veramente forte, illuminante, prorompente, che grida contro quella che è la collezione del museo. Però è stata una sfida super, come dire, coinvolgente, che comunque ha un forte significato simbolico proprio tutto questo. E dunque tu vedrai le installazioni di Domenico in un contesto, in un palazzo ottocentesco, con delle opere del V-IV secolo, nella biblioteca, con le maioliche del Settecento e i testi antichi dietro. Quindi è tutto apparentemente, magari l'occhio distratto dice: ma cosa c'entra? È proprio questo che vogliamo creare lo stupore, stupore che poi appunto si manifesta nelle magnifiche opere di Domenico. E quindi veramente io vi invito a visitarlo, perché è come se il visitatore facesse un percorso quasi di elevazione attraverso questo percorso, che si snoda, come ti dicevo, da via Mandralisca, quindi partendo da questa installazione qui, che raffigura, perché Domenico raffigura l'11ª fatica, cioè la ricerca dei pomidoro nel giardino delle Esperidi da parte di Eracle. Domani sicuramente lui vi parlerà di come proprio ha concepito queste opere, quindi lascerò a lui la parola. Però volevo dirvi questo, che le opere appunto si snodano lungo tutto il percorso, le sale del museo, quindi le troveremo all'ingresso, quindi in biblioteca ci sarà questa barca, simbolo del viaggio che Eracle compie per arrivare al giardino dove raccoglierà questi pomi. Questo percorso ce lo siamo immaginati all'interno. L'arrivo invece di Eracle, quindi arriva appunto alla raccolta di questi pomi attraversando delle imprese e affidandosi anche a dei personaggi che lo condurranno alla riuscita dell'impresa. Questo percorso arriverà, il culmine sarà nella terrazza di Palazzo Mandralisca, una terrazza che appunto si apre di nuovo all'esterno, e lì abbiamo immaginato, e l'artista soprattutto ha immaginato, un giardino luminosissimo, un trittico di 5 metri che vede appunto la raffigurazione luminosa dell'Adone, che è questo drago che protegge l'albero a cui appunto erano appesi i pomidoro, e queste 3 ninfe che ovviamente proteggono questo albero, e quindi Eracle li raggiungerà e poi ovviamente riuscirà nella sua impresa, perché insomma è quello che ci raccontano le fonti. Quindi tutto questo percorso luminoso all'interno delle sale, io invito ovviamente a Procediamo, io ti venirci a fermo un trovare, noi siamo attimo, aperti dalle 9 alle ti fermo 19 un tutti i attimo, giorni. procediamo. Un Sì, attimo fermami soltanto, perché altrimenti io vado a no, no, ruota libera. Dimmi tutto. ti fermo di Sì, tanto in tanto, perché chiaramente ci sono anche tutti i nostri amici che stanno partecipando al nostro live. Volevo fare i saluti, se abbiamo qualche saluto da sì, fare a qualcuno, e prego la certo. regia. Ok, abbiamo qui Maurizio Tumminia, buongiorno, a Dio Compro Siciliano. Maurizio Tumminia, tra l'altro
è un caro amico che gestisce il gruppo Artisti Nostri Amici, un gruppo numerosissimo, ci segue, quindi grazie, un abbraccio a te, grande Maurizio, grazie. Ancora Fausta Intravaglia, lei è un'attrice, anche lei segue sempre i nostri live. Buongiornissimo e buon inizio settimana a tutti voi di Io Compro Siciliano, ciao cara Fausta. John Blandi è un nostro amico che ci segue da New York. Buon principio di settimana, Bedda. Ciao John. Hi. Giuseppe Campo, buon inizio settimana. Ancora Marcella Arena, fantastico. Domenico Pellegrino, scrive Marcella, ed è proprio vero, è proprio fantastico. Lidia Prestana, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ciao Lidia. Ancora, progetto molto interessante, Rosalia, hai visto, da parte di Lidia. Il Faraone Palermo scrive: buongiorno carissima amica Catiuscuzza, ciao caro. Rosalia, la grande artista, altrettanto lei, quindi hai visto, c'è chi sa che sei un artista, Rosalia, e a tutto il nostro bellissimo popolo di Io Compro Siciliano. Ciao caro amico, grazie. Dice: ci verrò sicuramente. Domenico Pellegrino è un grandissimo artista con stile davvero luminoso e di grande talento, ed è proprio vero, è proprio vero. Tra l'altro Rosalia, Domenico ha fatto, quando noi parliamo spesso di tradizione e innovazione, perché Domenico ha fatto poi dell'arte della luminaria una sua assolutamente personale lettura, al punto di far diventare proprio questa nostra arte luminaria delle vere e proprie opere d'arte. Quindi sappiamo, le sue opere sono state esposte alla Biennale di Venezia, insomma, veramente un grande successo per un artista. I Am the Island, l'installazione, esatto, sì. Esattamente. Sì. Ma torniamo a Rosalia, torniamo un attimino a fare un po' visita al museo Mandralisca di Cefalù, e volevo però farti notare, Rosalia, come poi Rosalia Liberto ricopre questo ruolo, è una giovane donna di grande preparazione, mi piace sottolinearla, e come dicevo è anche un'artista. Grazie Catiusca. Rosalia realizza delle opere d'arte che sono anche opere d'arte che si indossano, quindi io volevo farti i complimenti, Rosalia, perché devi sapere che io indosso sempre con grande piacere delle bellissime opere d'arte come questa che sto indossando in questo momento, che è stato proprio un tuo regalo quest'estate, perché in un'importante manifestazione che si è svolta a Castelbuono dedicata alla moda, Rosalia metteva in mostra quelle che poi è la sua arte meravigliosa, perché lei crea delle opere incredibili dedicate poi alla nostra Sicilia. Quindi volevo fare i complimenti a te non solo come curatrice delle mostre all'interno del museo, ma anche come grande artista. Quindi chiudo la parentesi e andiamo avanti, continuiamo a parlare di questo. Grazie Catiusca, grazie davvero. Allora, Rosalia, anzi colgo l'occasione per salutare i nostri amici di Castelbuono. Allora, volevo dirti proprio a proposito tu parlavi prima, mi hai dato uno spunto importante, che appunto Domenico Pellegrino nella sua produzione artistica, tu mi hai dato una lettura della Sicilia realizzando delle opere d'arte, partendo dalle luminarie. Anche le luminarie che sono all'interno del percorso del museo sono state realizzate grazie alla ricerca scientifica di fonti iconografiche presenti nelle pitture vascolari e in pavimenti musivi, quindi realizzati in mosaico, che appartengono all'antichità. Cosa significa tutto questo? Ti faccio un esempio: il Ladon, che è questo drago fantastico che lui realizza in legno e luminaria e luci, che si trova a protezione dell'albero del giardino delle Esperidi, quindi che fa da schermo ad Eracle quando deve appunto raggiungere la raccolta dei pomidoro. Questo ladone è stato realizzato da Domenico perché Domenico ha effettuato una ricerca di tipo scientifico prendendo come punto di ispirazione il ladone drago che si trova raffigurato in un pavimento in mosaico di Reggio Calabria, di Caulon, in Reggio Calabria. Quindi
anche ad esempio le Menadi che lui raffigura in luminaria fanno parte di una pittura vascolare, quindi di figure dipinte su vaso, che si trovano al British Museum. E così ha fatto anche per altri elementi, per esempio l'Atlante che troviamo in Pinacoteca, che sta dietro la scultura bronzea del Salinas, la realizzazione è stata ispirata dall'Atlante farnese che si trova a Man, Museo archeologico di Napoli. Quindi appunto lui riesce a ricontestualizzare in chiave contemporanea delle iconografie classiche, illuminandole, ma sul vero senso della parola le illumina conferendogli, consegnando a queste immagini contemporaneità. È Quindi vero. ha fatto veramente un lavoro grandioso, davvero, perché alla fine Katiuska tanti sono gli artisti, però quando gli artisti leggono nel contemporaneo, anche questa luce è stato anche un augurio che ci facciamo dopo questo periodo, è un periodo che comunque continuiamo ad affrontare quotidianamente. Questa illuminazione che Domenico ha regalato alla città di Cefalù, ma a tutta la Sicilia, perché ovviamente la mostra è per tutti ed è per tutti coloro che la verranno a visitare. Sarà mezz'ora ogni visitatore si dedicherà questa mezz'ora di tempo per visitare la mostra, perché dobbiamo fermarci un attimo a riflettere, Katiuska. Bisogna fermarsi e godere della bellezza, e questa è una grande occasione per godere della bellezza, e quindi rinnovo appunto l'invito a visitarla. Senti Rosalia, a Pronto? proposito di quello che è stato Sì, dimmi. adesso un po' argomento nostro, no? Il fatto di vedere nella la tradizione e l'innovazione, ma secondo te queste chiavi di lettura diventano importanti per rivolgersi anche ai giovani? Cioè essere immediati anche nella lettura per i giovani è importante? Certo. Allora, Katiuska, questa operazione culturale che è stata fatta è soprattutto rivolta ai giovani e ai bambini, perché l'incanto, io ti faccio un esempio, ieri sera c'erano dei bambini durante l'inaugurazione che abbiamo necessariamente dovuto contingentare perché ovviamente per il Covid. E i bambini erano estasiati, con la bocca aperta, guardavano queste sculture luminose. Già questo è importante perché comunque dal punto di vista sensoriale tu percepisci qualcosa di magico, qualcosa che comunque ti incanta, ti stupisce, ti distoglie per pochi attimi dalla realtà. I bambini sicuramente hanno meno barriere di noi adulti e quindi la cifra stilistica, il messaggio artistico, l'incanto, la bellezza dell'arte arriva sicuramente prima. Però infatti abbiamo anche in programma con Domenico di organizzare dei laboratori anche in streaming con i bambini, con i delle scuole, del territorio, e quindi sicuramente è un'occasione importante per avvicinarsi all'arte, perché Domenico ha appunto dei mezzi, ha un codice che arriva immediatamente, poi ovviamente va approfondito, va letto, e per quello ovviamente ci vogliono i supporti scientifici, perché ogni opera di Domenico ha dietro uno studio, una ricerca, non è mai immediata e approssimata, ma tutto un significato. Che guarda, per esempio, se tu ci fai caso, guarda un po', adesso non so se riuscite a cogliere, guardate un po' cosa ha fatto Domenico in questa installazione. Ha creato questo ambiente, questo è il magazzino dell'olio del Museo Mandralisca, quindi Mandralisca avevano delle proprietà ovviamente nel circondario di Cefalù dei terreni, e ovviamente producevano l'olio, e questo era il magazzino, e qui ci sono appunto le giare, vedete, che sono sottoterra per tenerlo ovviamente a una temperatura diciamo fresca. Domenico cosa fa? Illumina le giare con delle luci gialle e riproduce l'idea dell'olio all'interno. Quindi dà È appunto un bello, c'è sempre. significato anche, no? È come se ridà appunto significato a questi elementi che fondamentalmente ormai non svolgono più quella funzione, la funzione di un tempo, ma lui ridà nella contemporaneità, gli conferisce un significato con un linguaggio diverso e con dei mezzi completamente differenti, però la suggestione è quella della giara riempita d'olio. E poi È anche vero. le luci, per esempio, di Nereo, vedete,
hanno comunque una loro valenza. Per esempio sulla coda sono verdi. Sì. Senti Ovviamente adesso qua a distanza non Rosalia, potete vedere. Dimmi. Rosalia, senti, ti volevo dire, in Sì, realtà anche il fatto di unire, di essere un po' alle volte visionari, no? Cioè il fatto di andare oltre le cose, anche poi riuscendo ad essere così forti, immediati, no? A volte magari andare fuori dagli schemi può sembrare una cosa strana, una cosa che non raccoglie risultati. Invece poi devo dire anche la figura del Enrico Piraino di Mandralisca, lui stesso poi no, fu mecenate, fu anche una persona molto particolare perché la sua missione era quella proprio di cercare di raccogliere opere affinché queste potessero essere arrivare immediatamente a tutti, l'arte che arriva a tutti. Questo è un messaggio importante. Ormai siamo agli ultimi siamo entrati negli ultimi minuti a Rosalia. Volevo anche dare a tutti gli sì, amici che stanno seguendo il nostro live di oggi dare degli elementi generali, venire al museo Mandralisca di Cefalù, vogliamo ricordare anche opere importanti ancora come il come il ritratto ritratto d'uomo d'uomo di di Antonello da Antonello da Messina Messina, e il quindi cratere del questo vuole venditore essere di tonno. esatto, questo reperto del E ta- 380 a.C. addirittura, quindi stiamo parlando veramente, quindi è un invito a tutti a visionare e venire soprattutto lì a Cefalù a vedere, visitare sì, questo magnifico museo. Senti Rosalia, io devo dirti, sì, ti dimmi. faccio i complimenti perché ci hai anche un po' fatto vivere la bellezza delle opere di Domenico attraverso il tuo Sì, sapiente fra le racconto. altre cose qui è poi una location fantastica. C'è un Dico, questa è messaggio. fra le altre cose una cosa molto particolare. Sì, C'è un messaggio da parte del faraone Palermo che dice: lui è un vero artista perché nelle sue opere d'arte si vede subito l'ispirazione stupenda e luminosa. Conosco già il suo stile ed è veramente mozzafiato, ed è vero, è veramente mozzafiato. sì, che è quello che Noi dicevamo prima, no? L'incanto comunque. Allora, Sì. noi vogliamo dare gli orari del museo per tutti coloro che vorranno venire a vedere la mostra, Rosalia. Sì, assolutamente. Dunque, il museo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, dalle 9 alle 19. Via Mandralisca 13. Vi aspettiamo, ovviamente, per visitare questa splendida mostra. Adesso vi faccio vedere anche, diciamo, il... Ok, no? Ci siamo? Vediamo un pochettino più, Ok. un po' più. Eracle, l'uomo, il... Sì. Dove siete? Oh, eccoci qua, perfetto. No, ok. Ok. L'uomo, il Eracle, mito. l'uomo, il mito, l'eroe. L'eroe, Da oggi Domenico fino al 31 Pellegrino, di incontra. Sì, da oggi fino al 31 gennaio 2021, tutti i giorni dalle 9 alle 19, ti ripeto il titolo della mostra, Eracle, l'uomo, il mito, l'eroe. Domenico Pellegrino Rosalia, incontra Eracle con la cerva, dalle collezioni del Rosalia, Salinas al Mandralisca. Sì, Rosalia, noi domani avremo dimmi. Domenico con noi, avremo ospite Domenico, avremo modo ancora di Certo, vi approfondire, seguirò ma assolutamente. Sì, ecco, noi, sì. prima di lasciarti, volevamo ringraziare di cuore la dottoressa Rosalia Liberto per quello che è stato questo Grazie a appuntamento di voi, grazie oggi. davvero, grazie a voi, di cuore. Rosalia, però, prima di mandare il nostro video Sì, istituzionale, volevo ringraziare come sempre Paolo sì, Gatto in regia e poi, prima di lasciarti, devi sapere
c'è una cosa che è assolutamente d'obbligo per gli ospiti. Adesso, gentilissima amica Ok. e gentilissima ospite, dovresti per favore ripetere con me, io, Sì. io Io. compro Io. Compro. siciliano. Siciliano. Ti piace? Io Grazie per compro essere stata con me. siciliano. Bello così, Veniteci a ci trovare al piace. museo, vi aspettiamo. Assolutamente Ciao, sì. buona Viva giornata. l'arte, viva Ciao la Katiuska, cultura. grazie. Ciao. Ciao. Andiamo al video Viva il istituzionale. Museo Grazie. A Mandralisca. domani alle Ciao. 12. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.